Terza corsa dall'Arcoveggio, una prova per puledri di 2 anni. Vincitori da 1.000 a 5.000 euro in carriera, sono in 9 al via. L'1 Danny Pan, Edoardo Baccalini, 2 Dillo Ciacchi SM, Giuseppe Lombardo Junior, 3 Dalia Dino, Carmine Piscuoglio, 4 Don King, Matley Battista Congio, 5 Dimpian Up SM, VP dell'Annunziata, 6 Daylight B, Antonio Greppi, in seconda fila 7 Darwin dei Greppi, Maurizio Cheli, 8 Durango, Andrea Bigliardi, 9 Dominic Rock, Filippo Rocca. Allenamento completato, parte con molta cautela Don King Matley. E si parte con veloce Dalia Di No che prende il comando nei confronti di Impian Up SM che scende seconda, con a destra Daylight B. Partita bene dalla seconda fila Dominic Rock che è in seconda pariglia esterna. Lungo i birilli c'è Dani Pan che serra sotto in terza numero posizione. Numero 8 Durango squalificato. Ad avanzare al largo Daylight B, la quale attacca decisa la leader Dalia Di No. Insiste Antonio Greppi che vuol farsi posto in seconda posizione avanti ad Impian Up SM. Sembra riuscirci dopo 400 metri passati in 32. In vantaggio Dalia Di No nei confronti di Daylight B che si è messa seconda avanti ad Impian Up SM, quindi Dominic Rock in quarta posizione a precedere Dani Pan, quindi ancora Darwin dei Greppi, via via gli altri con Dillo Ciacchi SM che precede Don King Matley alla retroguardia. 45,7 per i primi 600 metri di corsa con Dalia Di No che guida nei confronti di Daylight B, di Impian Up SM, Dominic Rock, la mossa esterna da parte di Danny Pan. Quando il primo mezzo miglio se n'è andato in 1-1,7, mentre di Impian Up SM anticipa Dominic Rock, la quale si è scostata dai birilli in anticipo a sua volta su Danny Pan. Intanto Dalia Di No con tutte queste schermaglie tattiche si porta al chilometro in 1,18,2. Insiste al largo ora di Impian Up SM che cerca di andare un po' più decisa sulla leader Dalia Di No, la quale per ora fa buona guardia. Si muove in terza ruota Danny Pan che cerca di aggirare il gruppo, ma per ora rimane un pochettino lì, 1.33,4 in 1.200 con una frazione in 15,2. Dalia Di No in vantaggio nei confronti di Daylight B, di Impian Up SM, Dominic Rock. Gli altri fanno molta più fatica a 300 dalla conclusione. Dalia Di No e Carmine Piscuoglio che continuano a difendersi all'avanguardia. Daylight B di dentro, di Impian Up di fuori. In vantaggio Dalia che sta staccando nei confronti di Daylight B. Dalia Di No che viene a vincere disinvolta nelle mani di Carmine Piscuoglio. Al secondo posto è Daylight B, mentre per il terzo arriva fortissimo Dani Pan che copre completamente Impian Up SM e la costringe alla fotografia. 1.16,4 con 29,3 la chiusa, il successo per Dalia Di No, Carmine Piscuoglio, Francesco Alessandrini che è allenatore e proprietario della figlia di Nada Shiba e One Way, che coglie un bel successo con Carmine che la ringrazia sul palo per il coast to coast appena ottenuto al secondo Daylight B. Mentre andiamo a rivedere la fotografia per il terzo posto con Danny Pan che è arrivata fortissima a centropista e dovrebbe aver pizzicato Impian Up SM con 3-6-1 che in numeri dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della terza dell'Arcoveggio.